Un passo avanti e uno indietro, un movimento lento, studiato, cadenzato. La politica è fatta anche di questo. Oggi Achille Variati fa il suo passo indietro dopo che un mese fa aveva fatto un casquet avanti. Era il 9 marzo e con un post su Facebook annunciava il suo ritorno. Sento ancora troppo intensamente la vocazione, che è un po' dovere civico, verso la politica. Con queste parole l'ex sindaco di Vicenza ammetteva di essere pronto a correre per le elezioni europee, chiedendo però che il partito si stringesse attorno a un nome e se doveva toccare a lui correre, che il PD si compattasse attorno al suo. Ma così non è stato. Sulla griglia di partenza i democratici veneti oggi schierano 6 nomi, 3 addirittura dalla provincia di Vicenza, e Achille Variati, con un colpo di scena che poi così sorprendente non è, torna a parlare su Facebook. Devo fare un annuncio importante. Ritiro la mia disponibilità a correre per le europee per evitare di frammentare e disperdere la forza progressista veneta tra troppe candidature di primo piano. Nel suo post Achille Variati spiega che fa un passo indietro per il bene della sua terra, una scelta ponderata, sicuramente da rispettare. Forse lui, uomo politico di grande esperienza, ci ha visto giusto. Forse però con lui i candidati democratici eletti nella circoscrizione del nord-est, invece di essere presumibilmente 3, sarebbero stati addirittura 4. Un politico del suo calibro, del suo talento e con il suo prestigio sicuramente avrebbe ricevuto molti consensi. La politica non è mai scontata, come i suoi movimenti, un passo avanti e, a volte, uno indietro. E non c'è dignità senza lavoro.